Ancora infuocato il fronte dei rapporti tra il Partito Democratico e il megafono di Crocetta. Le interviste ad Antonello Cracolici e al presidente della regione, Davide Saglia. Il rapporto tra Rosario Crocetta e il Partito Democratico si appresta a giungere titoli di coda. L'indipendentismo del governatore della regione nella scelta della giunta e dell'agenda politica e la volontà di trasformare il megafono da movimento in partito hanno ridotto ai minimi termini l'intesa con il PD. E Crocetta intanto difende il suo movimento, definendolo come unica voce capace di difendere le istanze siciliane a Roma e come un'importante risorsa di rinnovamento politico. Mi pare che il megafono abbia fatto tanto, ha fatto splendidi risultati, sicuramente prendere il 12% e essere il primo partito della coalizione, diciamo il primo movimento, la prima lista, ecco come lo vogliamo definire. L'ex sindaco di Gela mette in conto un possibile addio al PD, anche se appena qualche giorno fa non aveva escluso la candidatura alla segreteria del partito attualmente guidato da Epifani. Il congresso nazionale impone un ordine gestionale che al momento pare mancare tra i democratici, frammentati all'interno in diversi movimenti. E un ulteriore richiamo giunge dal deputato regionale del PD Antonello Cracolici, che rimarca così il dualismo tra il movimento di Crocetta e il Partito Democratico. Non ci possono essere come dire, militanze doppie, come ho definito io, bigamie nell'esercizio della propria attività e dei propri piaceri. Mi pare chiaro che se Crocetta decide di stare nel PD, deve stare nel PD, se decide di fare un'altra cosa, farà un'altra cosa.